Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, ovviamente davanti Orfeo Jet, è partito abbastanza bene Taylor Di Cuma che è subito a contatto di Viola Orsini, intanto Orfeo Jet ha una ventina di metri di vantaggio su Viola Orsini e Taylor Di Cuma. Siamo al paletto dei 200 metri, passati dal Sauro in 14,5, ovviamente tenta la fuga Santomollo. Viola Orsini è una ventina di metri, mentre Taylor Di Cuma ha già ricucito il gap con la femmina ed è lì in terza posizione, però Orfeo Jet mantiene ritmo sollecito, 28,3 i primi 400 metri, poi sempre Viola Orsini e Taylor Di Cuma. Santomollo prova la fuga da lontano col Saurone di Andrea Vitagliano, 12 anni, il figlio di Legendary Lover, che intanto 43 secchi i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune, è ancora distante Viola Orsini al pari di Taylor Di Cuma, sembra ancora bello attaccato la mano Orfeo Jet che chiude il giro in poco più di 57, intanto Federico Esposito sposta all'esterno di Viola Orsini. Siamo sulla curva con Orfeo Jet che ha ancora una quindicina di metri di vantaggio su Viola Orsini, che si è un po' ripresa sotto l'attacco di Taylor Di Cuma, il chilometro in 1,12, ritmo mozzafiato con Viola Orsini ora attaccata da Taylor Di Cuma. Orfeo Jet ancora buon vantaggio, deve gestire ancora 450 metri Santomollo, intanto Taylor Di Cuma supera la femmina e si profila all'inseguimento di Orfeo Jet che è un po' stanco, ma ancora una quindicina di metri di vantaggio, cerca Federico Esposito di ricucire il gap, ma Santomollo tiene ancora sotto tiro Orfeo Jet che percorre l'ultima curva in 16, è stanco Orfeo ma ancora tantissimo vantaggio. Orfeo Jet cerca di stringere i denti e Santomollo viene a vincere l'edizione 2020 del Super Frustino davanti a Taylor Di Cuma e Viola Orsini. Orfeo Jet ha tentato il tutto per tutto con un primo chilometro velocissimo, Santomollo poi è vissuto sul vantaggio, inquadrato il Sauro Orfeo Jet, il Sauro di Andrea Vitagliano, specialista in questi tipi di corse, che regala la vittoria Santomollo che festeggia e viene a vincere il suo Super Frustino. C'era già andato vicino un paio di volte il driver di stanza a Torino, ma stavolta ha vinto anche nettamente, aveva vinto anche la classifica punti e quindi vittoria direi più che meritata per Santomollo, vincitore dell'edizione 2020 del Tommaso Grassi Award. A breve la premiazione sul palco con l'intervista al vincitore.